seconda casa di Missoni da un certo punto di vista. Assolutamente, cioè noi assolutamente sì, perché tanto è stato bello poter fare questa cosa già nel passato, perché noi le nostre radici le abbiamo messe a Gallarate, in un piccolo laboratorio di 100 metri quadri con 100 metri di appartamento sopra, ma qui nel 1953 quando ci siamo sposati. E E quindi quindi adesso avete la sala Missoni, la sala degli Arazzi con la vostra certo, presenza, certo, certo, assolutamente, assolutamente, sì, sì, sì. e oggi si celebrano i 100 anni della nascita di Di Ottavio. Ottavio, certo, che questa sala l'aveva già vista perché è stata fatta parecchi anni fa. E niente, lui poi è stato atleta anche della ginnastica gallaratese nella sua vita, dove ha avuto 100 sfaccettature, dall'atletica alla prigionia, al fatto che fosse dalmata, che ha dovuto lasciare la sua terra e venire a vivere, rifarsi uno. Lui non si è mai, è uno che non si è mai pianto addosso, proprio aveva questa E quindi la sua presenza sì, è sempre. certo, certo, non so, è- Tra l'altro avete anche ricevuto la cittadinanza onoraria sì, 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 e sì, quindi. sì, sì, Bene, sì, allora sì. cosa si sente di dire? Ma poi io sono di qua, cioè io Infatti, sono nata a Golasecca, paese che quando ne parlo mi dicono Golasecca. Cioè, già, quando mio marito mi ha presentata da fidanzata a Walter Chiari, eravamo a Roma, e lui mi dice: ma di dove hai detto che sei tu? Dico di Golasecca. E dice: ma esiste, allora esiste anche Vatte la pesca. un'ultima cosa, Missoni si associa E sempre. credo di essere l'ultima generazione che è nata lì, perché poi andavano tutti a partorire, anche i miei figli sono nati a Sommalombardo, a Milano, Quindi eccetera. voi siete il territorio. Certo, certo. Ma un'altra cosa, Missoni è anche colore. Ecco, in questo momento che è un Soprattutto, po' buio, soprattutto che cosa colore, vuole. ma soprattutto colore, perché noi la nostra storia l'abbiamo fatta con questo uso del colore che Ottavio faceva in Ecco, maniera molto particolare, perché lui voleva che i colori parlassero, che si aiutassero l'un l'altro, e quindi faceva queste armonie così speciali che sono state allora, considerate. che colore deve avere il messaggio che si può dare in questo momento difficile? Cioè insomma, vale la pena di girarsi le maniche indietro e di darsi da fare, perché in Italia abbiamo la possibilità perché ci siamo di fare, aiuto, di, insomma, Di ci sono, rilanciarsi. sì, sì, ma ci sono 100.000 settori, ma noi siamo stati la nostra storia parla e dovrebbe essere un esempio per dei giovani, che ovviamente non bisogna mai. Naturalmente Ottavio aveva un concetto tutto suo del lavoro. Lui a un certo punto siamo arrivati che volevamo, non so, secondo lui diceva: ma perché dobbiamo lavorare di più se non. Lui ai nostri clienti allargava lo spazio di esclusiva, dice: no, no, guarda, io ce l'hai per il Giappone, ma io te la do per tutto. Quindi dobbiamo riprenderci un po' i nostri tempi. Allargava l'esclusiva, però sempre doveva essere, perché diceva: se poi non abbiamo il tempo per goderceli di questi, perché dobbiamo guadagnare di più se poi non abbiamo tempo abbastanza per goderci i frutti del nostro lavoro?
aveva una sua mentalità particolare. E poi la scelta di essere venuti qui in questa zona, perché ci siamo fatti la fabbrica, allora tutti andavano verso Milano, che era il polo per chi lavora, per le industrie, per le cose così. E lui invece un bel giorno mi porta e dice: guarda, ho trovato un posto che forse sono sicura che E ti questo piacerà. posto era E questo. questo è su Mirago col Monte Rosa davanti, che anche stamattina parlava quella montagna. Io la vedo dalla mia, come mi sveglio la mattina, apro, c'è questa montagna meravigliosa E qui ci davanti, che è la sono, ragione per cui e abbiamo qui c'è una fatto casa dimostrazione lì. dell'ispirazione del Certo, nome. certo, 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 certo. La ringrazio. Prego.